Benvenuti, benvenuti allora da Mimo Vita a questa nuova puntata delle pillole di Radio Veneto Agricoltura. Come vedete siamo con la dottoressa Alessandra Liviero di appunto Veneto Agricoltura, segue l'area studi economici di Veneto Agricoltura e anche agroalimentari, quindi è molto interessante perché oggi vi parliamo di pesca, vi parliamo di pesce, ma volevo fare una piccola introduzione. L'Italia è riconosciuta anche, voglio dire, storicamente come il paese dei santi, dei poeti e dei navigatori, ecco perché abbiamo tanto mare. Il Veneto in particolare ha marinerie importanti che però sono in grande difficoltà. A proposito di difficoltà, facciamo questa riflessione quest'oggi perché da poco si è concluso il fermo pesca. In questo momento sono in fermo pesca, diciamo, le marinerie del sud, mettiamole così, però quelle del nord hanno appena terminato questo periodo. Allora, dottoressa Liviero, cos'è il fermo pesca? Allora, il fermo pesca è detto quello che si fa in questo periodo dell'anno, appunto durante il periodo estivo, è un fermo pesca biologico, è un fermo pesca che viene autorizzato, imposto di anno in anno dal Ministero delle Politiche Agricole e serve per aiutare le risorse del mare, gli stock ittici a riprodursi. Viene effettuato in questo momento particolare, cioè il periodo estivo, proprio perché in questo periodo si riproducono le principali specie ittiche commerciali presenti in Adriatico, nel nostro caso in Alto Adriatico per quanto riguarda il Veneto. Da una parte perciò diciamo, aiuta anche gli stessi pescatori perché si ricrea la fauna ittica, dall'altra però c'è un problema per loro perché per un mese, quante più o meno, stanno fermi. Sì, anche quest'anno il fermo pesca è durato 30 giorni, è iniziato per il Veneto il 30 di luglio e la pesca è ricominciata il 7 di settembre, quindi 30 giorni di fermo pesca, però ricordiamo che il fermo pesca riguarda solamente i sistemi d'altura, quelli più impattanti, nel nostro caso lo strascico, sia la pesca con i rapidi e le divergenti. Le barche che hanno questo tipo di licenza devono stare fermi. Ovviamente si devono fermare in un periodo che è un periodo turistico, un periodo diciamo che dal punto di vista del mercato, soprattutto dopo l'emergenza Covid che abbiamo vissuto quest'anno, poteva essere diciamo molto più remunerativo. Ricordiamo però che il pesce fresco non manca nelle tavole anche del popolo veneto, della popolazione veneta o del nord Adriatico nel momento in cui c'è il fermo pesca, perché comunque l'allevamento funziona e quindi la mitilicoltura, la venericoltura continua a produrre. Il fermo pesca poi è abbastanza, diciamo, è posticipato, come dicevi tu prima, per aree. Di conseguenza, nel momento in cui è chiuso il nord Adriatico, il sud Adriatico lavora, come pure continua a lavorare la Croazia. Quindi il prodotto del mare Adriatico arriva comunque alla ristorazione e alle tavole degli italiani. Qui c'è anche un po' di polemica perché appunto arrivando il pesce, diciamo, da Croazia, Slovenia e quant'altro, diciamo, i nostri pescatori sono un po', come posso dire, ecco, piccati su questo. Sì, in effetti è così, c'è stata e continua ad esserci questa polemica perché effettivamente il fermo pesca biologico è imposto soprattutto per quanto riguarda lo strascico alle marinerie diciamo italiane, a tutta l'Italia in generale, non solo all'Adriatico ma anche alle coste del Mediterraneo, del Tirreno e così via. Teniamo presente però che ultimamente con l'evoluzione normativa per alcune specie, penso per esempio al pesce azzurro, quindi alici e sarde, il fermo pesca c'è sia per le marinerie italiane che per le marinerie croate. C'è una normativa che è extranazionale in questo caso, che impone tanto alle nostre marinerie quanto a quelle croate dei fermi pesca obbligatori per permettere alle alici in un determinato periodo dell'anno e alle sarde in un altro periodo dell'anno di riprodursi, e quindi con uno stop per entrambe le marinerie. Quindi la strada verso cui si sta andando è questa. Questa è una buona notizia, però c'è la brutta notizia si chiama Covid, si chiama pandemia. Noi cerchiamo anche di stare abbastanza distanziati proprio per rispettare le regole. Ecco, quanto, se possiamo dire, questa pandemia, questa epidemia
ha influito? Voi state preparando, mi pare che quasi già arrivati addirittura d'arrivo, il rapporto sulle marinerie 2019, però immagino che qualcosa già possiamo dire, ecco, prego. In relazione alla pandemia, al problema Covid, noi abbiamo verificato già i primi dati del 2020 ci dicono che per esempio abbiamo avuto una diminuzione per esempio per il mercato di Chioggia del 18% nei primi 6 mesi in termini di produzione, del 15% in valore, quindi insomma per una che è probabilmente la maggior marineria dell'Italia e sicuramente la prima in Adriatico, si tratta di dati molto importanti e molto consistenti. Avere già una perdita di quasi il 20% in termini produttivi nel primo semestre. Idem più o meno i dati anche per Venezia, parliamo di un 15% in termini di produzione, di calo appunto della pesca, di quantitativi pescati. Quindi insomma anche se i dati diciamo del 2019 che presenteremo appunto nel report La pesca in Veneto anno 2019 sono abbastanza in linea con quelli degli anni precedenti, per cui il trend è sempre abbastanza stabile per quanto riguarda la flotta, per quanto riguarda le imprese. Abbiamo un leggero calo dell'occupazione, però i quantitativi pescati, i quantitativi prodotti per esempio erano in media per la pesca, per la produzione locale della nostra flotta, erano in aumento nel 2019 del 5%. Il dato del primo semestre, causa appunto Covid, già ci dice che nel 2020 sicuramente non riusciremo a raggiungere i quantitativi fatti negli anni precedenti. Teniamo presente che fra il fermo pesca Covid a cui sono state obbligate le imbarcazioni nel momento di fulcro di core dell'epidemia, il fermo pesca, questo biologico obbligatorio eccetera, le barche normalmente arrivano a pescare 160-180 giorni all'anno, quindi comunque l'attività di pesca è molto, molto contingentata. Poi i pescatori anche adesso in questo periodo post-Covid avrebbero potuto, scusate, non nel periodo post-Covid, ma nel periodo post-fermo pesca, si stanno già regolamentando per non rientrare in mare quelle 72 ore che il decreto sul fermo pesca permette, ma si sono già autolimitati per rientrare in mare 48 ore alla settimana, parliamo di 48 ore alla settimana. Quindi ridurre ancora di più l'attività di pesca, ma questo soprattutto anche per riuscire a guadagnare sui margini di prezzo, perché normalmente accade che alla fine del fermo pesca le barche che rientrano in mare ovviamente portano prodotto, quantitativi elevati di prodotto che fanno diminuire drasticamente il prezzo, perché ovviamente vanno a caricare il mercato. Certo, questa è una regola del mercato. Allora grazie ad Alessandra Liviero, la dottoressa Alessandra Liviero degli studi economici di Veneto Agricoltura. Con lei già, come posso dire, ci diamo appuntamento per presentare appunto il report sulla pesca nel Veneto 2019. Vi abbiamo dato queste anticipazioni. L'appuntamento come sempre con Radio Veneto Agricoltura è a domani. Arrivederci a tutti.